Grazie Presidente. Devo dire che le parole in politica sono fondamentali e la coerenza è un valore. Oggi noi siamo chiamati a dire come la pensiamo sull'Europa e l'anno trascorso tra il deposito della risoluzione e questo tempo strano che siamo costretti ad attraversare, che ha visto lo svolgimento delle elezioni europee, ma non solo, in ambito internazionale, ci restituiscono oggi delle contraddizioni tra ciò che c'è scritto in questa risoluzione e le firme che la stanno supportando. C'è una contraddizione profonda tra ciò che la risoluzione ambirebbe a fare e ciò che ad esempio è sotto traccia contenuto nell'emendamento che il collega Casali ci ha appena letto, e a me sembra grave che non si colga questo aspetto di delegittimazione che sta alle fondamenta del patto per l'Europa. Ora voglio essere abbastanza chiara sul punto. Le parole di mistificazione che abbiamo sentito nei giorni scorsi pronunciati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che sta tentando di riprendere nel senso anche l'emendamento di Casali, che io giudico inaccettabili, sia nella sostanza sia quando sono tentativi che vanno in questa direzione, hanno certamente avuto l'effetto di scioccare parte dell'opinione pubblica e del mondo politico, in particolar modo perché pronunciate nella Camera dei Deputati a pochi giorni di distanza dalla grande manifestazione nazionale sull'Europa, ma in realtà sono perfettamente coerenti con la storia e la posizione politica di Fratelli d'Italia, che si indigna per delle parole che a vostro giudizio hanno il colore del comunismo, ma non dite nulla sulle ragioni per le quali Altiero Spinelli, Rossi e Colorni questo documento lo hanno scritto a Ventotene, cioè in esilio, messi in esilio dall'unica dittatura che questo Paese ha conosciuto e rispetto alla quale non ho sentito una parola di distanza. Dunque, dietro questo emendamento, come dietro le parole di Giorgia Meloni in aula, c'è il racconto di un partito che tra Altiero Spinelli e quelli che in esilio ce l'hanno mandato ha già scelto da che parte stare. E lo dico con molta nettezza. Signori, per favore, lasciamo finire la collega Camani. E lo dico con molta nettezza, pur senza una posizione ideologica come quella espressa da Giorgia Meloni in aula ed evidentemente anche dal resto del suo partito, anche la posizione della Lega di Salvini rispetto all'Europa non è così distante. E cosa pensate? E ce lo state dimostrando anche negli interventi di oggi, che per voi l'Europa deve essere solo il luogo dell'economia, un luogo largo dove vendere i prodotti italiani e veneti. Non è mai stata dentro la vostra proposta politica l'Europa quale soggetto politico, che è esattamente quello che chiedeva o che chiederebbe questa risoluzione firmata da voi stessi. Il manifesto di Ventotene, collega Casali, in tutta la sua interezza, e Altiero Spinelli, al cui nome è dedicata l'ingresso principale del Parlamento europeo, senza omettere alcuna parte di quel manifesto, diventano patrimonio europeo di tutti i partiti popolari e democratici dell'Europa, quando in Europa e al governo dell'Europa prevalgono sensibilità politiche che vogliono costruire l'Europa quale comunità di popolo fondata sui valori della solidarietà e della coesione. E siccome Meloni e Salvini questi valori europei non li condividono, oggi state facendo una scommessa sul fallimento dell'Europa come comunità politica. Anzi, su questo fallimento state tentando di costruirvi il consenso, le magliette no euro, l'Europa matrigna, quell'Europa, collega
che lei ha richiamato come non realizzata non ha funzionato perché le forze politiche che voi rappresentate hanno costantemente e scientificamente negli ultimi anni indebolito tutti i luoghi della coesione. Allora io invece penso che la scommessa sull'Europa debba essere vinta, non solo per affidarsi a un sentimento europeista, ma, chiudo Presidente, avevo perso qualche secondo prima, ma perché affidarsi alla dimensione federale dell'Europa è una sfida con la quale le forze democratiche si devono misurare e oggi in quest'Aula, se avete un po' di coerenza e di coraggio, dovreste dire davvero come l'ha pensata ed esercitare un voto seriamente coerente.